Quest'anno è l'11° anno che USL 6 Euganea, in collaborazione con il Comune di Padova, Corpo di Polizia Locale, organizza un progetto orientato verso le scuole primarie per l'informazione e la formazione dei ragazzi e degli studenti per il comportamento verso gli animali, al fine di evitare i rischi dovuti proprio all'interazione sbagliata con gli animali, con i cani soprattutto. Il progetto di cui si parla, appunto, Confido nelle regole, viene svolto all'interno del canile sanitario di Salvazzano in via Bressan 4. Il dottor Longo è il collega che si occupa dell'informazione e della didattica verso questi bambini. Le classi vengono presso la sede del canile sanitario, dove appunto il dottor Longo mostra e dimostra il corretto comportamento degli animali. Il programma si chiama appunto Confido nelle regole e fa sì proprio che i ragazzini imparino ad approcciare verso gli animali, in questo caso soprattutto verso il cane, e cerchiamo di insegnare appunto a loro innanzitutto come avvicinarsi ai cani, quindi come mettere le mani, come guardarli, come toccarli, e soprattutto capire anche quello che il cane cerca di dire alla persona, per cui guardare il linguaggio corporeo dell'animale, osservare come tiene la coda, osservare come tiene il corpo, gli atteggiamenti del muso, sono tutti gesti che servono al bambino per poter appunto capire come comportarsi. Vedere questi ragazzini che riescono a superare anche la paura stessa nei confronti dell'animale.